darti un bacio. Scusa, ho trovato anche la scusa per alzarmi dallo studio. Coccolone. Guardate, voi applaudite così, ma non succede così tanto spesso che ci sia nel mondo della musica una sintonia fra artisti, perché spesso e volentieri sono tanti orticelli, ognuno coltiva il suo. No, ma anche in questo caso facciamo solamente finta. Lui dice di non essere un bravo attore, in realtà è... No, nel senso noi ci odiamo. Ci picchiamo. Addirittura stavi dicendo ci picchiamo. Ci picchiamo. No. E lei tenta di Ma ammazzare. dammi del tuo, Tu tenta di ammazzare. E quindi a volte si crea questa sintonia tra me e Daniele che Esatto, che è preoccupante per quanto mi riguarda. la escludiamo parecchie volte dai discorsi. Sì, è vero. Infatti a questo punto io mi nasconderei dietro il capibbo. Però un tour così lo vedo bene. No, guarda, ci passa veramente bene perché Sì, ci in passa macchina così. è tutto così. Ecco. È tutto così in macchina, in viaggio, in aereo, in treno. Sì, solo che lei è un po' più bassa del concetto. Anche tu non c'hai la cresta. Sì, c'è i capelli abbassati. Senti Luca, so che ci fai ascoltare un altro Sì. pezzo. Che si intitola Ammesso e non concesso e lo dedico a questo splendido pubblico che ci trasmette emozioni. Il pubblico di Firenze. Di Firenze. Non è di Firenze. Allora, da dove venite? Carrara? Arezzo? Milano. Vabbè, quanto sei vicino? Palermo vicino, poi Giusto di passaggio così. Ma di Capalle, c'è nessuno di Capalle. c'è qualche fiorentino? Eccole. Di Frittolo, Di c'è Frittole. nessuno di Frittolo. Esiste Frittole? No. Non esiste. Questo sappiamo che non esiste. Allora, Esiste? no, dicono di no. Vabbè, cantiamo. Guardami questo microfono. Grazie. Grazie.